Oscilla costantemente tra una visione centralista e una autonomista il governo italiano e lo dimostrano due azioni con le inevitabili ripercussioni all'interno della maggioranza giallo-verde. La prima, lo spostamento delle competenze economiche per lo sviluppo dal Ministero per il Sud alle regioni e il secondo, la discussione infinita sulle autonomie. E se per il primo caso la discussione sembra tutta interna ai 5 Stelle, con la commissione parlamentare che dà il via libera al passaggio e il ministro pentastellato che poi punta i piedi, per l'autonomia regionale il fronte sembra ben più ampio. Da questa mattina la titolare del dicastero relativo, Erika Stefani, è a colloquio con il primo ministro Conte, ma il nuovo segnale positivo è arrivato nella nottata con il vice ministro Salvini che ha confermato: voteremo le autonomie al prossimo Consiglio dei Ministri. Perché questi due casi sono intimamente legati? Perché sempre nella nottata la Lega si è detta pronta a ritirare l'emendamento che toglieva i fondi al Ministero per il Sud, pronta però a rimetterlo se dovesse slittare ancora una volta l'autonomia, rincarando poi la dose con qualche intervento sul fronte dell'Ilva di Taranto. Questo a spiegare come il tema dell'autonomia del Veneto sia una vera e propria corsa ad ostacoli in una gara dove vale tutto, ma soprattutto la mediazione tra due fronti costantemente in pace, armata però.